Insomma, è un vero e proprio rosario. A volte non so nemmeno se, credetemi, vale la pena che io arrivi qui, mi segga per leggere queste notizie. Abbiamo ascoltato prima quanto è avvenuto a Mestre, 4 giorni fa, stessa, diciamo, etnia, maxi rissa, gente che, insomma, serata di santa ragione e tutto, arrivano polizia, carabinieri, forze dell'ordine, alla fine tutti vengono denunciati a piede libero e ritornano in campo. E così con i ladri, e così. Allora dico, ma in che paese viviamo? Allora vedete, quando io vedo, no, che ci sono persone, adesso qualcuno magari arriccerà il naso, però per esempio, no, ci sono persone che commettono delitti, uccidono e sono magari agli arresti domiciliari. Persone che magari uccidono e vengono rimessi in libertà. Persone che vengono condannate, no, e poi trovano i servizi sociali. C'è una persona che può piacere o non può piacere, che è un fotografo, ex fotografo Corona, tanto per fare un nome, Fabrizio Corona, che si deve fare 7 anni di carcere e non ha ucciso nessuno. Non ha ucciso nessuno. Allora dico, che paese è questo? Mi ritornano in mente, per esempio, no, quelle persone che diedero, diciamo così, l'attacco al campanile di San Marco col salame e il vino e con un tank che è incredibilmente ridicolo, che poi si è visto quello che era. Si sono fatti tutti la galera, chi 3, chi 2, chi 4 anni, tutti, dal primo all'ultimo giorno. In un paese dove non si costruiscono carceri, veramente non si costruisce più nulla, solo bla bla bla, ma dico, ma questo da sempre ormai, dove non si costruiscono carceri, è ovvio che le persone arrestate vengono o rimesse in libertà o vengono messe in galera. In una celletta ci sono 30 persone e ovviamente qualcuno dice, guardate che non è che così vada bene, anzi. E allora alla fine l'Italia deve dare 8 euro al detenuto, scusandosi, o trovare, diciamo così, delle escamotage. E quali sono questi escamotage? Ma è facile, siamo in Italia, siamo nella Repubblica delle Banane, e la Repubblica delle Banane, ma quelle vere, non quelle di Tavecchio, quelle vere, cosa fanno? Fanno i decreti svuota carceri. Ogni tanto fanno gli indulti, ogni tanto fanno le amnistie. E quindi dall'oggi e domani ti trovi sulla strada 10, 20, 30.000 persone che non hanno capito magari che il loro è stato un errore e quindi ricominciano. Tant'è che dopo l'ultimo amnistia ne sono usciti, dico, un numero a caso 30.000, ne sono rientrati 29.999. No, dico, faccio un numero a caso. Ma la mia domanda è questa: a cosa servono le forze dell'ordine a questo punto, Raffaele Padrone? Visto che c'è stato un altro decreto svuota carceri? Sì. Ben ritrovati. E l'ultima volta parlavamo della polizia, delle forze dell'ordine con le mani legate. Bene, ci risiamo, nel senso che questo governo dimostra ancora poca attenzione al comparto sicurezza, alla problematica della sicurezza, e fa un decreto, il 94/2014, che è il decreto svuota carceri. Come diceva lei, direttore, invece di far carceri nuove ci sono quelle vecchie vengono occupate, ebbene si pensa di mandare fuori la gente. Noi siamo stufi, l'abbiamo scritto anche al ministro Alfano, proprio noi dell'UGL Polizia, perché non è possibile che oggi, e abbiamo chiesto aiuto anche ai pubblici ministeri che vengano in servizio con noi a vedere qual è la realtà della tipologia di intervento. Se vi ricordate, l'altra volta dicevo che mancavano questi protocolli di intervento. Benissimo, non è solo una questione neanche di solo di protocollo di intervento. Il problema è che oggi
oggi, come stanno le cose, le leggi oggi, non si può arrestare più nessuno per resistenza pubblica ufficiale, non si può arrestare nessuno più per rapina, per spaccio di stupefacenti e quindi tutti questi reati predatori che alla fin fine sono quelli che danno fastidio alla gente, ai cittadini, che sono i veri contribuenti di questa nostra sicurezza. Quindi noi con 24.000 agenti in meno non possiamo più garantire la stessa tipologia, la stessa sicurezza, e questo è il problema. Cioè, se io arrivo lì nella rissa devo sedare, rischiando anche perché non ho questi strumenti. Adesso, direttore, vogliono provare quello della scossa elettrica, no? La terminologia inglese non la conosco, ecco, che usano in America, al collo ti fanno la scossa. Sapete qual è il problema? Che prima o poi andrà in galera qualche altro poliziotto. Perché? Perché non abbiamo la legislatura che ci dice se questo cade per terra e muore perché c'è un pacemaker. Di chi è il problema? Del poliziotto che ha usato lo scossitore elettrico. Cioè, quindi siamo veramente al ridicolo in Italia, perché non interessa a nessuno. Allora, noi che abbiamo scritto, abbiamo chiesto ai PM, venite con noi. Si va sull'intervento, non c'è un protocollo di intervento, ci si basa sulla forza contro forza e poi questo è il risultato, che i signori tornano a casa, hai perso 2 pattuglie magari per scrivere e sperando che nessuno dei colleghi si sia fatto male, hai perso una intera giornata a scrivere solo carte e poi tutti a casa e il giorno dopo, magari nel processo per direttissima, questi ti fischiano e ti ridono in faccia perché in Italia tutto è concesso e loro lo sanno. Sì, questo è il problema della sicurezza. Dice, ma la polizia non viene, non interviene. Una volta che è intervenuta è uguale lo stesso. Avevamo il problema delle carceri. Taser. Sì, ecco. Taser X26 con visibile l'arco elettrico che si sprigiona tra 2 elettrodi. Stati Uniti, Canada, Portogallo. C'erano tutti, però c'è una normativa che la possono usare. Noi non c'è la normativa nell'eventualità dell'utilizzo e prima o poi qualcuno andrà in galera. Questo è il problema. Grazie Raffaele Padrone, segretario generale UGL Sicurezza e Influenza Giulia. Il